E allora eccoci qua rientrati in studio per la nostra rubrica Memento. Come dicevamo prima della pubblicità, questa sera parleremo di banche, ma affronteremo anche altri temi, in particolare le banche e i risparmiatori, tra virgolette, truffati, che stanno attendendo un rimborso o un ristoro, così come è stato definito più volte. Proprio quest'oggi è arrivata l'approvazione del decreto mille proroghe alla Camera, adesso ritornerà il prossimo 16 settembre al Senato. All'interno di questo decreto mille proroghe c'era un emendamento appunto che riguarda i risparmiatori traditi. Di questo ne parliamo con l'ospite che abbiamo in studio. Vi presento l'avvocato Matteo Moschini. Buonasera. Buonasera avvocato del Movimento Difesa del Cittadino. Lei ha avuto modo di venire anche altre volte qua da noi per affrontare la questione delle banche e dei risparmiatori truffati. Allora, questo emendamento all'interno del decreto mille proroghe, che cosa ci dice? Sì, allora, diciamo che cambia la prospettiva rispetto a quello che era previsto con la finanziaria per il 2018. La finanziaria istituiva il fondo risparmiatori traditi e le somme allocate all'interno di tale fondo potevano appunto andare ai risparmiatori traditi che avevano subito un danno ingiusto in occasione dell'acquisto di titoli emessi dalle 4 banche andate in risoluzione o dalle 3 banche popolari venete andate in liquidazione, quindi appunto Credi Veneto, Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il danno ingiusto subito dal risparmiatore doveva appunto essere certificato da una sentenza del giudice o da un lodo emesso da ANAC. La competenza appunto a decidere sui ricorsi dei risparmiatori in base alla finanziaria spettava appunto ad ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Sappiamo che poi quella parte della finanziaria, appunto la parte della finanziaria che istituiva il fondo risparmiatori traditi, non è mai stata attuata a causa sostanzialmente del cambio dell'esecutivo. Il nuovo esecutivo appunto non ha mai ritenuto di doverla appunto approvare e appunto ha aspettato fino ad ora. Sì, non sono mai arrivati i decreti attuativi, no? Esatto, di cui si è parlato spesso, no? Esatto, non sono mai arrivati i decreti attuativi, quindi la finanziaria, quella parte della finanziaria sostanzialmente è rimasta lettera morta. Adesso appunto con il mille proroghe che è stato appunto approvato alla Camera e ora appunto è al Senato, l'esecutivo appunto ha preso posizione sulla materia del risparmio tradito e ha già introdotto appunto con il mille proroghe delle importanti modifiche rispetto a quello che appunto era previsto. Si può riassumere, possiamo spiegare ai telespettatori di che cosa si tratta? Sì, è molto semplice. Sostanzialmente la competenza a decidere sui ricorsi dei risparmiatori traditi non è più in capo ad ANAC, come appunto era in base alla finanziaria, ma passa appunto ad ACF, quindi all'arbitro finanziario istituito presso la Consob. La finanziaria per il 2019, che verrà appunto emanata entro la fine dell'anno, andrà sostanzialmente a stabilire quali somme potranno essere distribuite ai risparmiatori che otterranno i lodi favorevoli dall'arbitro per le controversie finanziarie, che sarà appunto l'autorità che si dovrà pronunciare sui ricorsi fatti dai risparmiatori. Ecco, c'è una stima su quanti potrebbero essere questi risparmiatori? Beh, sono senz'altro moltissimi. Sostanzialmente una cosa molto importante sarà capire se potranno fare ricorso anche i risparmiatori che avevano aderito all'offerta transattiva proposta appunto dalle banche, e quelli se non ricordo male erano circa 135.000, quindi una buona parte dei soci delle Popolari Venete, che in tutto sono 220.000. Pare che quelli saranno esclusi, perlomeno in base alla formulazione del mille proroghe. Pare che chi ha transato non potrà appunto fare ricorso all'arbitro, quindi pare che chi appunto ha transato sarà escluso. Però parliamo comunque solamente per le banche venete di circa 80-90.000 persone, quindi un numero appunto importante di soggetti. Un'altra cosa molto importante, l'altra diciamo innovazione contenuta appunto nel mille proroghe, riguarda tutti coloro che hanno già ottenuto un lodo favorevole da parte dell'ACF. Per quello che riguarda le venete sono circa 350 persone. Queste 350 persone
potranno fare istanza alla Consob e la Consob liquiderà loro il 30% di quello che è indicato nel lodo emesso appunto dall'arbitro delle controversie finanziarie, con un tetto massimo di 100.000 euro. Come deve essere considerato questo 30%? Un anticipo? Oppure, questo è un punto interrogativo, questa no? diciamo è la questione fondamentale, anche perché se non fosse un acconto, cioè se quello che prenderanno questi 350 azionisti sarà appunto definitivo, naturalmente questo poi varrà anche per tutti quelli successivi, perché non è che una parte di soci può essere liquidata con il 30% di quanto loro spettante in base al lodo e una successiva parte potrà appunto avere una somma maggiore. Ovviamente i soci devono essere la somma appunto... globale messa a disposizione quant'è? Allora, per il primo anno, cioè appunto per il 2018, cioè per risarcire questi 350 delle Venete e poi ce ne sono circa 200 di altre banche, verranno utilizzati i 25 milioni messi a disposizione dalla finanziaria per il 2018. La finanziaria del 2018 prevedeva appunto di stanziare 25 milioni all'anno per 4 anni, quindi appunto in totale 100 milioni. I 25 milioni stanziati per il 2018 vengono appunto utilizzati per risarcire tutti coloro che ad oggi o entro il 30 novembre 2018 otterranno il lodo favorevole da parte della CF. Quindi in totale quanto saranno? Ecco, allora, dal punto di vista economico... Di risarciti? Circa 560 persone. Persone, su quante? Allora, 560 sono quelli che ad oggi o entro il 30 novembre 2018 otterranno il lodo ACF. Dall'anno prossimo la finanziaria... No, ma su quante persone, queste banche, quante persone hanno truffato? Sono assolutamente un'esigua minoranza, nel senso che i soci delle Popolari Venete sono circa 220.000. Quindi 500 su 250? Sì, assolutamente una goccia nell'oceano, sì. È una questione, diciamo che è un gioco di prestigio politico più che un ristoro reale. Beh, diciamo appunto che i soggetti che vanno a beneficiare di questo ristoro sono appunto una quota infinitesimale, però d'altra parte sono tutti coloro che hanno già ottenuto un lodo favorevole da parte della CF. Sì, no, diciamo che piuttosto di niente va bene anche il piuttosto, ma direi che è poco 500, fossero 5.000 capisco. Assolutamente sì, però ad oggi questi sono quelli che hanno ottenuto il lodo ACF favorevole. No, ma non è colpa di chi ha ottenuto il lodo, è chi ha messo a disposizione questo, che poi sono soldi dei cittadini e sono soldi dello Stato, non delle banche. No, allora in realtà i 25 milioni che erano stati stanziati appunto con la finanziaria vengono prelevati dai conti dormienti, quindi sì, sono soldi, in realtà i conti dormienti una volta appunto che le somme diventano... Erano soldi dello Stato. Allora, esatto, sono soldi dello Stato. Sono soldi dello Stato che vengono dirottati altrove, quindi chi ha comprato la banca a €1 non tira fuori una lira. Per il momento Banca Intesa si è dichiarata estranea e non ha assolutamente alcuna intenzione di contribuire. Una infatti delle cose che noi cercheremo di fare con l'esecutivo, che insomma pare che sia appunto disposto comunque a sentire la base, a dialogare. Abbiamo avuto un incontro al MEF appunto a luglio scorso. Una delle cose che faremo è sollecitare l'esecutivo e a convocare appunto Banca Intesa al tavolo, in maniera tale appunto che anche Banca Intesa possa appunto contribuire. I soldi verranno presi appunto dai conti dormienti. I conti dormienti, siccome appunto era una materia su cui c'era un fumo assolutamente impenetrabile, me la sono andata un attimo a studiare proprio in questi giorni, perché adesso naturalmente diventa cruciale, visto che le somme che saranno erogate ai risparmiatori verranno prese da lì. Allora, i rapporti dormienti sono innanzitutto i conti e le polizze assicurative che diventano dormienti dopo che sono trascorsi 10 anni senza che sono mai stati movimentati. Devono poi trascorrere altri 10 anni senza che vengano mai reclamati. Quindi trascorsi in totale 20 anni diventano di proprietà dello Stato. Esatto. Lo Stato li utilizza per questi soldi quindi deve utilizzare esattamente per risarcire. Al 31 dicembre 2017
questo appunto è anche utile dirlo per capire di quali somme stiamo parlando, quali somme sono nella disponibilità dello Stato. Al 31 dicembre 2017 nel fondo rapporti dormienti c'era poco più di 1,5 miliardi. Adesso, proprio a novembre 2018, diventeranno disponibili, cioè proprio effettivamente utilizzabili, 637 milioni di euro. Nel novembre 2019 diventeranno disponibili ulteriori somme. Ogni anno in media sono circa tra i 130 e i 150 milioni di euro. Quindi quello che ritengo noi dovremmo cercare di fare è appunto indurre il governo a stanziare nella finanziaria di ogni anno tutte le somme dei conti dormienti che saranno appunto disponibili. Quest'anno bisognerebbe fare in modo che riuscissero appunto a stanziare questi 637 milioni di euro, l'anno successivo ulteriori 150, l'anno successivo ancora. Quindi, insomma, diciamo che la speranza delle associazioni dei risparmiatori... Non si vive di speranza purtroppo. Il problema è questo. La Popolare di Vicenza per esempio aveva miliardi investiti in immobili, in altre cose. Questi a chi rimangono? Cioè se si vendono questi non si possono rimborsare i truffati. Allora quello assolutamente sì, però non ci si può battere in questo senso. Beh, noi lo stiamo facendo nel senso appunto no, ma indipendente da voi, il concetto è fattibile, è percorribile, questo poi qualcuno ci metterà di mezzo, qualcuno frenerà un altro paio di maniche, ma è fattibile un'operazione? Assolutamente sì, è fattibile con due modalità, sia dal punto di vista politico, fare in modo appunto che il governo convochi Banca Intesa al tavolo, faccia una sorta di due diligence su quelle che sono le attività che Banca Intesa appunto ha fatto proprie con l'acquisizione delle banche venete. Ricordiamoci che l'anno scorso Banca Intesa ha fatto 7 miliardi di utile, di cui 3 miliardi e mezzo riconducibili appunto alla questione delle banche venete. Ci sono appunto poi tutti i crediti che ha appunto acquisito, ci sono poi appunto tutti gli immobili di pregio che ha acquisito. Naturalmente quelli sarebbero beni che potrebbero essere utilizzati per risarcire i risparmiatori traditi. Perché uso il condizionale? Ma lì perché uso il condizionale? Perché lì è Banca Intesa, quelle sono attività che sono diventate. Ma perché è stata regalata una banca a una banca? Beh, allora questo bisognerebbe andarla a chiedere a chi gestiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio. La mia sensazione è che loro si fossero appunto trovati senza alcuna via d'uscita, non sapevano più cosa fare di queste due banche venete e sono stati presi per il collo da Banca Intesa, la quale Banca Intesa gli ha detto: noi siamo disposti a gestirvi tutte le filiali, tutto il personale, però voi dovete Ma però appunto... hanno licenziato immediatamente, mi pare, 3.000 persone. Ci sono stati molti prepensionamenti, fra l'altro pagati dallo Stato, perché sì. Ecco, come ricordiamo, lo Stato aveva dato molti soldi a Banca Intesa, di cui circa 1,9 miliardi, proprio, se non ricordo male, adesso potrei sbagliare, comunque mi pare che 1,9 miliardi fosse stato dato proprio per far fronte ai prepensionamenti dei vari dipendenti. Però appunto lì è Banca Intesa che dovrebbe prendere una posizione. Noi stiamo agendo sia sotto non il si può rivedere quella giudiziario. cessione della banca, che direi abbastanza truffaldina. Noi lo abbiamo chiesto, abbiamo appunto presentato un documento contenente appunto delle richieste appunto indirizzate al governo proprio quando siamo stati al MEF a luglio scorso, e una di queste richieste era proprio rivolta al governo, e gli si chiedeva appunto al governo se riteneva possibile tentare di rinegoziare con Banca Intesa il contenuto dell'accordo, perché a nostro modo di vedere quello risponderebbe appunto a giustizia, insomma, ecco. Questo tra l'altro è il governo del cambiamento, quindi insomma tutti noi ci aspettiamo un cambiamento, certo, rispetto a quello che c'è stato nel passato. Quindi insomma noi la richiesta l'abbiamo fatta, adesso vedremo. Ecco, la mia sensazione è comunque che se si vuole seguire questa strada appunto dell'arbitro per le controversie finanziarie, se vengono stanziate somme che sono appunto congrue, riteniamo appunto che già in questo modo
una buona parte dei risparmiatori potrebbe senz'altro venire appunto risarcita. Noi cercheremo di fare in modo che, se questa poi sarà effettivamente la via, che l'arbitro per le controversie finanziarie possa ritenere dimostrato il mis-selling, cioè la vendita fraudolenta dei titoli, anche semplicemente tramite la produzione delle relazioni di Consob, di Banca Italia e di BCE, che sostanzialmente dicevano che tutti i risparmiatori delle banche popolari venete sono stati traditi, sono state vittime di truffa di massa. Alla luce della sentenza di Mafia Capitale, il comportamento di queste banche popolari non si può riassumere in una sorta di comportamento mafioso? Perché è stata rivista la sentenza, sì, l'ultima sentenza dice non è vero che il comportamento non era mafioso, sì. Era mafioso perché tutto l'indotto che creava quel disagio era un comportamento riassumibile a un comportamento mafioso. Sì, l'ho sentito, sì. La sentenza d'appello infatti ha contestato la prima sentenza la tipologia mafiosa dell'associazione, proprio perché diceva che molti dei compartecipi a questa appunto associazione erano in grado di mettere paura, incutere timore nei confronti appunto della collettività. Ingannare la gente. Esatto. E quindi vessare le persone al punto tale da ricattarle. Sì, ci sono stati dei ricatti nella popolare. Questo in un certo senso sì, esatto, stavo venendo proprio al discorso delle popolari, questo in un certo senso sì, direi sotto il profilo della concessione delle linee di credito. Sappiamo che appunto molti cittadini che si rivolgevano alle banche venete per avere delle linee di credito venivano proprio costretti appunto a sottoscrivere le azioni. Situazione ancora più grave. No, ad aumentare il loro debito nei confronti della banca, perché i soldi che venivano dati al cittadino, cioè al richiedente, venivano poi reinvestiti nella banca. Sì, esatto. E c'era un obbligo, uno in uno stato di necessità veniva ricattato, quindi una sorta di usura. Esatto, sì. Alcuni venivano minacciati, ad alcuni veniva minacciata la sospensione della concessione della linea di credito se non acquistavano le azioni. Quindi più mafia di così, direi. Quindi sì, da quel punto di vista... Ci affidiamo alla buona volontà del procuratore di Vicenza o quello di Treviso che ravveda se c'è una verosimiglianza nella conduzione di Roma Capitale, della Mafia Capitale, rispetto alle popolari venete quantomeno. Sì, senz'altro un profilo interessante, sì. Vediamo la magistratura cosa farà. Noi naturalmente sollecitiamo la magistratura in ogni modo, stiamo appunto continuando a portare carte, documentazioni, a fare denunce e quindi insomma ecco, ormai ci dovremmo essere anche per quello che riguarda il processo penale Veneto Banca su Treviso, ormai dovrebbe partire. Ma dovrebbero cambiare gli aspetti, le accuse. Sì, lì poi naturalmente... E non c'è più decadenza dei termini se è mafiosa l'atteggiamento. Mi sembra sia imprescrittibile. Non è prescrivibile se c'è. Quindi rimangono sotto processo a vita, sì. Quello bisognerà vedere. Questo è un aspetto sicuramente Io importante. credo che i nostri telespettatori che sono stati, vessati dalle varie popolari avrebbero quantomeno, se non rimborso, un po' di soddisfazione. Sì, posso senz'altro immaginarlo, sì, questo senz'altro. Ecco, il fine ultimo però io ritengo sia quello di fare in modo che i risparmiatori riescano a ritornare in possesso dei soldi che hanno perduto. Non credo. Penso che questa sia l'esigenza primaria. Parlando di decine di miliardi, non credo che arriviamo a... La maggior parte è possibile, insomma. Io penso che questo governo che appunto in campagna elettorale ha più e più volte promesso il risarcimento integrale, se stimolato in maniera appunto costruttiva, penso che potrebbe effettivamente mettere a punto un provvedimento prendere i nostri soldi e restituirli invece che la banca che possiede capitali, perché la popolare ha capitali propri, non vengano liquidati, messi all'asta e restituiti i soldi ai nostri. È una cosa molto semplice. Facciamo fallire le popolari, così ci sarà un curatore che vende tutto
e restituisce i soldi a quelli che sono stati truffati. Se no ci parliamo attorno e non arriviamo mai al dunque, cioè facciamo sperare la gente, adesso arrivano che 500 persone avranno il 30% e tutte le altre migliaia di persone stanno a guardare. E direi che non è corretto e neanche giusto. Cioè piuttosto che niente, ripeto, è meglio piuttosto, però non si vive di piuttosto. No, certo, ma non è che gli altri stanno a guardare per i prossimi 10 anni, stanno a guardare per questi 3 mesi. Ci sarà appunto la finanziaria entro dicembre, la finanziaria andrà, perlomeno questo è quello che è stato anticipato dall'esecutivo, andrà appunto a stanziare delle somme, stabilirà le modalità per fare i ricorsi, i soci faranno... Parliamo di miliardi di euro, non parliamo di 30, 40, 50 milioni. Bah, assolutamente no, io ho letto che pensano di stanziare 500 milioni in 4 anni, quindi quintuplicare quello che era previsto dal precedente esecutivo. Che è circa il 5% del... Beh, i 10 miliardi che sono andati persi, penso che non si riusciranno a recuperare. 20? No, tutte le popolari d'Italia. Ah beh sì, io adesso parlavo delle Venete. Sì, perché poveretti. Non c'è solo il Veneto. No, chiaro, certo, sì, certo, quindi 20 miliardi, io credo che questo governo ha già dei problemi sul sforamento del bilancio e il prossimo anno ne avrà un altro bel sforamento di bilancio, e poi soprattutto i cittadini non devono rimborsare i cittadini, le banche devono rimborsare. Allora se questo governo veramente ha voglia di fare qualcosa, va a riprendersi le sue banche, le mette all'asta e quantomeno i soldi che non a €1, perché io l'altro giorno ho proposto al direttore della banca, gli do 20 milioni di euro. Mi dà la banca a me, cioè ha speso €1, ne porta a casa 19.999.000 più business di così, no? Mi si è messo a ridere, evidentemente non mi ha preso sul serio. Allora, siccome il tempo scappa via, abbiamo un ultimo argomento, Ermanno, da riproporre ai nostri telespettatori. Noi torniamo a parlare dell'ospedale di Padova, in questo l'avvocato Moschini non è interessato chiaramente, però certo i nostri telespettatori ma sì. non specificamente in questo momento, è interessato all'ospedale di Padova, quindi dove andiamo a finire con questo povero ospedale che stiamo palleggiandocelo da 40 anni? Allora, questa settimana ha parlato il governatore del Veneto, che era a Padova per l'inaugurazione di un nuovo robot proprio all'azienda ospedaliera, e il nostro collega Emiliano Schincaglia appunto lo ha sollecitato per capire a che punto siamo con il nuovo ospedale di Padova. Sentiamo come gli ha risposto. Si procede, abbiamo la deadline in autunno per chiudere questa partita, ma penso che la possiamo definitivamente dichiarare chiusa. Cioè, sarebbe un fatto straordinario sentirsi dire dal Comune a ottobre non vediamo più l'area, ma insomma i preliminari abbiamo già firmato, adesso si tratta di andare al notaio e chiudere la partita. Se fossimo a casa nostra e potessimo chiamare l'impresa con una telefonata e andare lì ogni tanto sul cantiere a dare qualche dritta, potremmo dire qualche anno. La verità è che con la burocrazia di oggi i tecnici mi dicono 8 anni ci vogliono tutti. Un appello lo faccio alla burocrazia, alla legge sugli appalti, non possiamo continuare a legiferare pensando che dove c'è una carriola di Malta ci sia un ladro che l'accompagna. Si inaspriscano le leggi, si mettano in galera i corrotti, si faccia piazza pulita, ma poi se qualcuno vuole onestamente realizzare un ospedale lo deve fare in tempi accettabili. Gli ospedali realizzati in 8, 10, 15 anni rischiano di essere già vecchi nel momento in cui vengono consegnati. Ecco, questo è il rischio, Ermanno, un tempo lungo di realizzazione. Mi pare che i rischi ne abbiamo visti quest'estate, no? Dal ponte di Genova in poi, quindi la burocrazia ha fatto crollare un ponte, perché una parte della responsabilità è del Ministero, una parte della responsabilità chi gestiva, e il Ministero non ha controllato chi gestiva, quindi c'è una collusione di responsabilità, c'è una convergenza di responsabilità. Cioè, Padova non può aspettare, quindi, e non credo da figure così importanti come è il governatore del Veneto, non si può dire ma la burocrazia. Chi è che può sradicare questa burocrazia incancherita? Io credo, non so, io ci provo,
ci proviamo con questa trasmissione, ci provano i cittadini cambiando i politici, votando per i populisti, sperando che questi finalmente sradicano la burocrazia, ma il nostro governatore si rimbocca le maniche e anche si toglie le scarpe, 4 calci sul di dietro. A queste persone bisogna dargliele, che se ne faccia un motivo importante per cambiare il sistema italiano. Certo. Allora, adesso ci fermiamo, dobbiamo dare spazio anche all'ultima parte della trasmissione, ai nostri telespettatori tra qualche minuto dopo la pubblicità, noi vi aspettiamo. Adesso torniamo con un altro argomento scottante sicuramente. Sì, è molto difficile da affrontare perché non vorremmo far scandalo né affrontarlo in maniera banale. Certo. E la situazione che oggi emerge dalle dichiarazioni della Santa Sede sulle attività, diciamo, sessuali di taluni sacerdoti, taluni prelati, e questo ha portato chiaramente una situazione insostenibile, però è importante che sia emersa. Certo, certo. Allora, un attimo di pubblicità, torniamo subito, a tra poco.